Inizialmente non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Io stavo camminando giù dalle scale mobili quando ho visto che stavano chiudendo alcuni negozi e delle persone stavano correndo. Sono andato giù in un negozio per fare la spesa ed è in quel momento che hanno chiuso le serrande ed hanno iniziato a suonare le sirene. We are in lockdown here. I don't know, there's some crazy person. Ha vissuto attimi surreali Paolo Beraldo, trevigiano di 46 anni, testimone nell'inferno del Westfield, il centro commerciale di Sydney, teatro della follia di un quarantenne che ha ucciso a coltellate 6 persone, ferendone altrettante, tra cui un bimbo di 9 mesi. Con ogni probabilità le saracinesche abbassate di tutta fretta alle sue spalle hanno messo al riparo Beraldo dalla furia del killer. Per i primi 20 minuti nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. Poi circolava voce appunto che una persona stava accoltellando delle persone, però non si sapeva se fosse una persona o più persone in realtà che stavano compiendo l'atto. Le urla erano più di persone che stavano correndo perché non tutti sono riusciti a entrare nei negozi, alcune persone sono proprio scappate dal centro commerciale correndo. Nel centro commerciale è quindi il panico, come documentato dai video di chi c'era e che fin da subito sono circolati in rete. Il 46enne racconta lo smarrimento iniziale e poi il caos. La tensione è cresciuta quando dovevamo evacuare, perché anche gli addetti alla sicurezza non sapevano bene la procedura, non sapevamo dove dovevamo evacuare, quindi quello è stato proprio il momento di tensione dove non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, perché poteva anche essere forse un'allarme bomba. Beraldo, che a Sydney lavora come fisioterapista, è cittadino australiano dal 2019 e fino a qualche settimana fa era ritornato nella sua Treviso, poi la decisione di partire nuovamente. La consapevolezza del rischio corso è emersa poco alla volta. È un po' adesso insomma che mi sono reso conto di essere stato a 50 metri, insomma 100 metri da un attentato, insomma. Di averla scampata poi nella vita, insomma, sì. 100 metri, 10 metri, comunque insomma l'abbiamo scampata. Sia io che altri miei amici che erano lì e non sapevo fossero lì, ci siamo sentiti per messaggio e insomma era una coincidenza che fossimo tutti lì. Di sicuro si può parlare di fortuna, adesso c'è da capire un po' come la città reagirà a questo evento.